Un tunisino di 48 anni è stato ferito stamane a colpi di pistola nelle vicinanze di piazza Ravanusella, nel cuore della città agrigentina. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito all'avambraccio da distanza ravvicinata. L'aggressore, dopo aver esploso almeno 2 colpi di pistola, si è dileguato per le vie strette del centro storico. Il 48enne è stato immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma non è in pericolo di vita. La procura del Tribunale di Agrigento ha aperto nel fascicolo d'inchiesta. Per le vie del centro storico della zona di Ravanusella è scattata la caccia a chi ha premuto il grilletto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti della mobile, gli agenti delle volanti, la scientifica, che si sta occupando dei rilievi di rito per la ricerca di tracce utili. Alcuni residenti della zona potrebbero aver visto l'aggressore, sono stati ascoltati dalla stessa polizia, al vaglio dagli investigatori, anche alcune telecamere dei B&B che insistono in zona, ma anche quelle comunali.